Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Anche oggi abbiamo riservato per tutti voi una sorpresa. Si tratta infatti di un circuito assolutamente inedito che lavora sul chakra della radice. Lo metto qua. Ma prima di procedere alla descrizione di questo circuito, se ancora non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale qui su YouTube e al canale del Marietto Veneziano. Infatti è con lui che abbiamo sviluppato questo circuito che permette appunto di lavorare sul radicamento. E in realtà opera sua, chiaramente, perché l'esecutore e l'ideatore di questi circuiti è lui, ma comunque li verifichiamo sempre insieme. Vi dico appunto che nasce da una richiesta che ci è pervenuta e si tratta appunto di un equilibratore, armonizzatore della nostra connessione con le energie e le forze della Terra. Questo infatti è il ruolo del chakra della radice, dove appunto vengono raccolte tutte le forze legate alla sussistenza e legate alla capacità di camminare in questo mondo, ma anche di camminare con una consapevolezza del piano materiale e che ci dona appunto la capacità di provvedere ai nostri bisogni proprio per la vita, per la sussistenza. Dunque vediamo questa struttura del circuito, sappiamo che la cornicetta intorno con lo smagnetizzatore e disimpregnatore ci permette di tenere il circuito sempre libero e sgombro da energie esterne rispetto alle onde di forma emanate dal circuito. L'emanatore a 9 cerchi, molto potente, proprio perché c'è una serie di cerchi concentrici che dunque moltiplica l'emanazione di un semplice cerchio fino a 9 volte. E all'interno ritroviamo il simbolo conosciuto da tutti quelli che studiano o che hanno comunque approfondito il discorso dei chakra. Questo è il simbolo del chakra della radice. In realtà è colorato, purtroppo la mia stampante stampa solo in bianco e nero e dunque, se vedete, ci sono due sfumature di grigio che corrispondono a due tonalità di rosso diverso. Ma se ben vedete, sul circuito, proprio in corrispondenza del simbolo del chakra della radice, compare una stringa numerica. Anche in questo caso sono numeri cosmici estrapolati dal Marietto Veneziano e che riguardano proprio l'armonizzazione del chakra della radice, del primo chakra. Perché è tanto importante? Ho detto e ho anticipato appunto che il chakra della radice è connesso alla nostra capacità di stare in questo mondo e di provvedere ai nostri bisogni materiali. È importante perché oltretutto ci dà una concretezza anche nel portare a termine i compiti o gli obiettivi che ci poniamo, facendo infatti questi parte della nostra capacità appunto di sostentamento. Possiamo comunque intervenire e agire nei confronti del primo chakra anche tramite una meditazione che adesso vi insegno, probabilmente qualcuno la conoscerà già, ma ve la trasmetto così che parallelamente al circuito possiate anche lavorare con una meditazione proprio per il radicamento. Questa meditazione vi darà appunto una maggiore connessione con le energie telluriche, le energie della Terra e vi permetterà di apportare concretezza dove magari c'è una dispersione, soprattutto nei soggetti che hanno forti valori di aria e dunque mancano magari nella capacità di concretizzare le loro idee.
Dunque procederemo molto semplicemente mettendoci in una posizione comoda, ma non troppo perché non dobbiamo appunto addormentarci, dobbiamo essere comunque rilassati e percepire che le tensioni del nostro corpo scivolano via e ci abbandonano. Per aiutarci in questa percezione ci concentreremo sul respiro, eseguendo appunto un ciclo di almeno 3 respirazioni profonde, possibilmente per permettere un maggiore ricircolo e un deflusso potenziato di anidride carbonica che resta all'interno. Dovremmo inspirare profondamente, al massimo della respirazione trattenere per qualche secondo e poi espirare e di nuovo trattenere per qualche secondo prima di ripetere l'inspirazione. In questo modo, appunto, come ho detto, tratteremo le energie che ci provengono dalla respirazione, manderemo in circolo queste energie comunicandole proprio per il tramite della respirazione al nostro corpo eterico e al corpo astrale, e dunque è sicuramente un approccio benefico non solo per l'esercizio in sé, ma anche proprio per nutrire il nostro corpo astrale. Dunque, fatto almeno un ciclo di 3 respirazioni, ad occhi chiusi per agevolare il nostro obiettivo, la nostra meditazione, ci concentreremo sulla nostra percezione. In questo momento dobbiamo identificare dov'è il nostro io. Molti, chiudendo gli occhi, percepiscono l'io come una sfera di coscienza che è posta nella testa. Infatti molti di noi lavorano permanendo nell'area della testa, ma in questo caso è necessario discendere giù per la colonna o per quel diciamo tubo energetico da cui scorre, defluisce in salita e in discesa l'energia che riceviamo sia dai regni superiori e che attraversa il chakra della fontanella e discende, sia l'energia che ci proviene dalla terra e che riusciamo appunto a incanalare attraverso i chakra inferiori e poi farli salire su. Dunque, come ho detto, dalla testa ci sposteremo al centro del cuore, immaginando la nostra consapevolezza proprio di scendere giù per questo canale, e poi scenderemo ancora defluendo dalle gambe, dai piedi. Dobbiamo immaginare appunto di discendere insieme alle radici che si formeranno dai nostri piedi, cioè con la nostra immaginazione dovremo vedere che dai piedi, dalle dita, dalla pianta del piede partano tante piccole radici che poi si ingrossano, permeano nel terreno, penetrano fino in profondità, fino a raggiungere addirittura il centro della terra. Dobbiamo immaginare poi che un'energia di colore rosso salga dal centro della terra, risalendo su per le radici, passando attraverso la pianta dei nostri piedi e portandola fino al primo chakra. In questo modo dobbiamo poi vedere appunto l'accumularsi di questa energia, permanere un pochettino in questa percezione e poi siamo pronti insomma per proseguire la nostra giornata. Sappiate che è un ottimo modo per nutrirsi, per ricaricarsi, per agevolare anche la circolazione degli arti inferiori, perché il chakra della radice è connesso anche alla circolazione sia sanguigna che linfatica. Dunque è un ottimo esercizio anche proprio per diventare più concreti, prendere e prelevare la concretezza della terra. Anzi, sarebbe opportuno che quando si vede questa luce rossa risalire su per le nostre radici, immaginiamo proprio di portare concretezza e la capacità di manifestare in modo materiale le cose di cui abbiamo bisogno per un giusto sostentamento e una vita dove c'è un equilibrio comunque anche di natura materiale.
Molti infatti hanno difficoltà in questo ambito per mancanza di radicamento. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto, di andare a guardare il suo video su questo circuito perché comunque spiegherà all'atto pratico come utilizzarlo, mostrando i vari passaggi per la messa in uso. Ci sono dei controlli che ovviamente vanno fatti prima di attivare qualsiasi circuito. È sempre bene, se non lo fate voi, che comunque lo faccia qualcuno valido per voi, per capire appunto se avete bisogno davvero o meno di un determinato circuito. Dunque andate a sentire anche la pillola del Marietto Veneziano, proprio riguardante questo circuito che, ripeto, assolutamente nuovo e che stasera verrà messo nel gruppo alle 20:30, nei nostri gruppi Facebook, i Casti Sacerdotali e Magie, Sibille, Tarocchi e Radiestesia. Dunque, se non l'avete fatto, iscrivetevi ai gruppi così da mantenere un contatto quotidiano e da non perdervi le novità che abbiamo in serbo per voi. Vi ringrazio ancora per avermi ascoltato fino a qui e vi rimando alla prossima condivisione. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.